in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo
e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Iniziamo subito facendo i nostri più cordiali auguri a Don Silvano per il traguardo dei 50 anni di sacerdozio. È un dono grande il sacerdozio, fatto a chi lo riceve, ma anche a tutte le comunità e ai singoli fedeli che incontrano questa presenza unica del Signore. E caro Don Silvano, capita in una liturgia particolare questo ricordo dei tuoi 50 anni di sacerdozio, perché festeggiamo i titolari di questa tua parrocchia, i Santi Gervasio e Protasio, e perché celebriamo l'Eucaristia del corpo e del sangue del Signore. Lo specifico del sacerdote è presiedere l'Eucaristia. Quante messe, Don Silvano, in questi 50 anni? Quando si è giovani cappellani è facile anche binare e trinare per andare incontro magari all'età avanzata del parroco. Quante volte sei salito all'altare del Signore? Quante volte hai detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue? La prima lettura di oggi ci ricorda una cosa importante, tratta dal libro del Deuteronomio. È una parola che vuol dire la seconda legge. È un ritornare a meditare la prima comunione che Dio volle avere col suo popolo, la legge. Adorazione e celebrazione si richiamano tra di loro. Solo chi adora l'Eucaristia la sa celebrare bene, e solamente una buona celebrazione ci mette la nostalgia di momenti di intimità e di adorazione col Signore. Ricordiamo oggi anche i santi patroni Gervaso e Protaso, due gemelli. Quando si parla dei santi, soprattutto delle prime epoche, certe volte le leggende, le tradizioni non hanno quei riscontri storici della scienza storica moderna, ma non dobbiamo sottovalutarle. Non dobbiamo pensare che una tradizione che non riesce a documentarsi non sia vera. Appartiene al senso comune della Chiesa. E allora questi due fratelli gemelli, che un'antica tradizione dice essere figli di Valeria e di Vitale, a un certo punto si convertono con
loro genitori e vivono il senso di Dio nella loro vita. Incominciano a non vivere più di solo pane. E sapete cosa fanno? Vendono tutti i loro beni, si chiudono in una piccola casa che diventa un luogo di preghiera, di carità, di fede, di timore di Dio, fintanto che vengono chiamati a quello che noi cristiani un po' secolarizzati, un po' mondanizzati, temiamo. Dover dire il nome di Gesù dicendo che per noi Lui è il tutto. Guardate che quello che ci siamo impegnati col battesimo, il nostro battesimo non è un certificato ingiallito in qualche archivio parrocchiale di questa diocesi, è un contratto che noi siamo chiamati ad onorare ogni giorno della nostra vita. Chi come prete, chi come vescovo, chi come religioso, chi come laico e laica cristiana, mamma, papà, sposo, sposa. E quando Gervaso e Protaso vengono messi di fronte a questa testimonianza, non si tirano indietro. Non dimentichiamo che l'Eucaristia è annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Nel giorno dell'Eucaristia e dei santi patroni Gervaso e Protaso, sia lodato Gesù Cristo. Beata Maria Vergine e Madre di Dio, col suo sposo San Giuseppe, con i tuoi santi apostoli Pietro, Gervasio, Protasio e i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, o Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Patriarca Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricordo che quando ero bambino la mamma mi diceva: c'è una parolina molto breve ma molto significativa, grazie. Questa è la parola che voglio dire anche stasera. Prima di tutto grazie al Signore, perché gli anni sono un dono suo. La mia vocazione è una vocazione che viene da Lui, non è una mia scelta. Io ho detto sì e continuo a dire sì finché il Signore vorrà. E allora ringrazio poi anche il Patriarca che, nonostante i suoi 1000 impegni, questa sera è venuto con noi a celebrare questa bella Eucaristia. Poi dovrei dire tanti grazie a tante persone, ma questa è la prima volta, ormai in 14 anni, è la prima volta che io non faccio niente per preparare questa festa. C'è sempre stato qualcuno che si è dato da fare per preparare tutto e quindi devo dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato. Questo è un segno
che i laici davvero prendono sempre più coscienza del dono del battesimo e quindi si rendono sempre più responsabili. Allora, grazie a tutti. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa dei santi Gervasio e Protasio, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato nei santi Gervasio e Protasio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che nei santi Gervasio e Protasio ci ha offerto un segno di carità fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.